Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22. In sa puntata di oggi, eus andai in sa regione de Susinisi, in sa costera centro-occidentali de s'Isula. Eus a cominciare su viaggio nostro visitando su novenario de Santus Revadori, in su comune de Gravasa, conotto per sa corsa di Siscruzzus, che si vari d'ogni anno in su mese Capodanni, ma pure per si Poggio Sacro, e poi si stetti set de uno scanto del film western in is anni 60 de su 900. D'Encunisi, eus andai in su sito archeologico de Darros, uno dei sprusconnottus de sa Sardigna, e in sa chiesa paleocristiana de Santuanni. Eus abiri pure sa città di Aristanisi, un tempus importante mera può essere sa capitale de su Giuigau de Arbarei. Seus a fabiri i monumentus principalisi, a commenti sa turri de Mariano IV e Piazza Leonora de Arbarei. Eus accabai sa puntata con sa visita a sa chiesa de Santa Giusta, a pagos chilometros de sa città di Aristanis. Benei con nosu. Uno dei locus prus affascinantis de totu Susinis est su villaggio de Santus Erbadori, seus intrus de is ruinas archeologicas de Darros e sa praia de is Ruttas. Santus Erbadori però est un novenario, e sta in un villaggio sacro, onde sa gente benniri scetti una borta a s'annu, po sa festa de Santus Erbadori, po festeggiai bios custu santu particolari. Tutti i domus ghibiesi, che vunti simprisimera tenendo un pranu o dus pranus a su massimo, funti setti avatas un perendi, perdas de arenaria o de basaltu, de edifizius prus anticus, de dati nuragesa o de dati punica o romana, o anti un perau puru sull'adiri, e stanai con su mattonis fattus de ludu. E dinanta cumbessias, funti domus deis pellegrinus, chi benint noi disi a primu de sa festa e torrant a bivi, sapiri, in su mesi de Capodanni. Totu is cumbessias funti stettias costruias a in giriu de sa cresia de Santus Erbadori. Questa cresia est stata fatta in su 600.
Ma sa sagralidade de su logu cominciara già in età di nuragesa, poiché a tutta dessa gresia est un ipogeo onde due punti tre spuzzus sacrus de età di nuragesa dedicaus a su cultu de s'acqua. Santu Serbadori est un esempio del sincretismo religioso, poiché a Goa, in età di punica, venne rifatto un tempio dedicato alla divinità de Shmun, poi Punicus, Esculapius, poi Romanus, Esclepios, poi Isaregus. Est una divinità accappiara a sa guarigione, su sanai del suo corpus de sa genti. Difatti in tutto i murus bieus due litteras, RF, chi bolintinai, refeppe alesh, chi in semitico bolinai sanami. Dunque esti una divinità accappiara proprio a maladias. In età romana sigiri sa sagralidade de su logu, difatti si pogeu diventara un tempio dedicato ai divinitades de Marti, Veneri e Erculi. Difatti in tutto i murus bieus pinturas de etadi romana. E queste pinturas arribant finzas a su 500. A su 600, bieus rappresentaras annaisi de questo periodo. E dove est pure una scritta in arabo, est un'invocazione a Allah. Forse in una delle incursioni che hanno fatto i arabus, che alcuni bene noi, è lassau su segno del suo passaggio cosa sua. Ma la cosa più importante è sapere proprio la festa de Santu Serbadori. In moi su villaggio pare riabbandonato, questa non due gente. Ma chi du volesi biri in festa con vida, depesi bene sapremo uscita dai capodanni. Quando 900 cravarissus mascus, vistius scetti de un osaio, arbu e scruzzus, partint dessa chiesa parrocchiali de Santa Maria in Cravasa e currendi con umori de 7 chilometrus bettint a coddu sa statua de Santu Serbadori. Sa cosa è affascinante, poiché biesi proprio su pruini che si arziera e già non si binti scurridorisi. Una volta arribaus in noi, due punti festeggiamentos, dunque benniti attobiaus con coros, cantus, goccius, musica della oneddas, ballus, e in prusu si cucinano tais pratus tipicus de questa zona, fattos con sa buttaria, con sa lissa, e tutto è accompagnato con su vino tipico de questa zona che è sa vernaccia. Ma questo fatto arrecora una cosa, un conto che cadesse di Arerus in su 1600, quando i arabus hanno tentato di conquistare questa parte della costa. E intanto si scravarissus po' sarbai sa statua, hanno pigato sa statua di Santu Serbadori e danti bettia currendi in oggi in questa crisi. Dunque ogni anno, a partire dal 1600, si rinnovano appunto questo rituali. Chi dunque volesi biri una cosa affascinante e unica in tutta la Sardegna, si consigliava su de benni su primo sapuru su mesi de Capodanni, quando ponadì a Parrara sa statua e si inditorra andai su un domingo a Pustisi, poi torrai in sa gresia parrocchiali di Santa Maria in Cravasa. Una curiosità è che a sacabo degli anni 60, del 900, una parte del suo villaggio è stata mudata in villaggio western e sta imbillata a villaggio messicano che viesti in film. Sa domu Brummanna de Santu Serbadori è stata mudata in Salun.
e anta posto pure uno puzzu, una vurca, e anti girà uno scanto di film che ho zerriato su spaghetti western. Su film più famoso che anti gira a noi è stato Giarrettiere a Colt. Un altro novenario che vorrei esibire in Susinis è Stigussu de Santo Giovanni, accanto delle ruinas della città di Darros. Esti più piccolo de questo de Santo Serbatori e i cumbessias che punti domus des pellegrinus da Santivatas scetti in sa parte innantisi de Sagresia. Sagresia è uno dei esempi più interessanti dell'architettura paleocristiana della Sardegna. È stata fatta in sa prima fase in su X secolo a.C. Difatti si archeologi hanno agattato sa prima igreja fendis gavus proprio in sa parte a manca dell'edificio e hanno agattato proprio s'altare più antico. Oggi sa Grecia da Bieus come sa risultato de mudas de adelantamentos che hanno fatto in su XI secolo a.C. a Mannindidda. Però sa parte originale teniera sa grugi de maniera arega, con perdas squadraras, quindi dieniti sicuramente de sa città di Darros, dunque sa punti perdas a impruso de Renaria, e sa grovettura è fatta con coccio pistau, questo è una mistura fatto de graccina e de argilla. Sa parte più particolari è sicuramente sa cupola centrali biesi, sempre accarraggiata con su coccio pistau. In pruso può subire ventaneddas come biforas che due punti in sa parte de s'absidi, dunque sa parte posteriori che esti esponnida a pregidrogiu e in su transetto e stanai i brazzus trasversalisi che due punti in sa parte posteriori de sa gresia. Sa bellezza dell'architettura paleocristiana è proprio sa semplicità, sa poverezza, che però è accappiata proprio a sa prima spiritualità des cristianos plus anticus che punti arribaus in Sardegna. E credo che forse proprio Santu Anni rappresentera s'anima dell'arte paleocristiana. In i murus bios scetti spertas, non dovunti pinturas. Sa grovettura est stata fatta a botti. E in su XI secolo a.C. hanno aggiunto una vadas lateralis, mentre invece in origine doveva scetti gusta con sa parte centrale che serrara a tolos. In oggi hanno agattato pure uno scanto de tumbas, forse si de prelausu de sa diocesi de Darros. E ancora oggi si vari sa festa sempre a s'accabu de su mesi de augustu, dunque a s'accabu de si stadi d'arriba a Gentimera con una processione dedicata a Santuanni. Un'altra cosa importante che doveva essere intruso de sa Gresia è questa qua santiera, che denni raccomenti sostengono pilastro che forse si indieni dell'antica città di Darros e a intrusu per subire uno visci, uno dei simboli cristianos pur spenatus in suo mondo religioso. Però questa qua santiera non è sempre a parlare in noi, è del suo 500 e Dante bettia in oggi, forse in su 700, de sa gresia parrocchiali de Sabidda de Urachi, che è atteso uno scanto di chilometri da Sabidda de Santuanni.
L'area marina protetta de Susinis è stimata a 26.000 ettari. Esti tutto in suo comune de Gravasa, partiri de Cabu Santu Marco, a onde doiesti su Varu, passara po ispraias de Mariermi, Maimoni, Isaruttas e arribara a Vinzas a su comune de Buzzuidu. Esti un luogo ricco de natura, ma pruschidotto de storia. Già in sa parte mesana del su Neolitico, quando in Sardegna troviera sa cultura del Bonighino, in oggi sa gente ha arrivato uno scanto de villaggius e de necropolisi. In su 1979, quando vunta vendi sus canali scolmadori de su staini de Gravasa, gli archeologi hanno agattato 19 tumbas scavadas in sa terra, a onde doiviant i mortus postus de maniera fetali, accarraggiaus un socrarrubia e accompagnaus de s'accompagnamento funerario. Doiviant cannacas, testus, ma sa cosa più bella vianta i statueddas desde a mamaisi. Sa più bella che hanno agattato in Sardegna, viene de sa tumba 386 e oggi è esponida in su museo archeologico de Casteddu. Esatras invece da vorio subire pure in su museo archeologico de Gravasa. In età di Nuragesa si chiusa Biri, sa zona Bivia. Difatti tutti i sturrisi costieras che due vunti no in giro po' sa costa, vunti stetti a vattas e in pizzus de Nuragi, come in tigussa de Bobo e Cavizza. In oggi in bascius e sapere agoa pure gussa de Santuanni. Sul luogo onde s'agattaus in moi esti particolari, esti proprio una lingua de terra che separara du marisi. A Manumanca, Maribiu, che si subra un movio, poiché si esponido a suo entuestu, e invece a mano diretta su mari morto, che sti questo pur reparado, dunque pure tranquillo. E sti proprio noi che in età di punica antivatto sa città di Dedarros. Uno dei gulfus più reparaus de tutta sa Sardegna è proprio su gulfu de Aristanisi, che parte de Cabu Vrasca e si serrara a Cabu Santu Marco. E proprio per questo motivo in oggi monti arribasu popolus differenti, des Fenizius finzas ai Arabus. Proprio i Arabus funti stetti un problema, un pericolo. Poi questo antivatto uno scanto de Durrisi in tutta sa linea dessa costera è una dei sturrisi più bellas e meglio allogadas de tutto Susinis esti proprio custa che teneus a palas, sa Durri de Santuanni. Esti in uno dei puntus più artus de tutto su promontorio, in pizzus de una rocca di origine vulcanica, anti sciusciao un uragi che dove era primo, un perendi spertas de basalto, e anti fragà questa Durri arta una quindicina de metrus, chi deniara in età di spagnola, si sono questionendi su 1500, su 1600, uno scanto dei cannoni in pizzus, una guarnigione, e in sa parte più arta questa domicedda vi era Santa Bravara, onde ponianta sa bruvura quando de pianta attaccai. Ci si denai che a partire da X secolo a.C., pure sa città di Dedarros, che vi era proprio a Carrara su mari, essendo sempre più spago sicura, venire a Bellavella abbandonare po' da vai in sa parte più interna. E in Gunisi nascere sa città di De Aristanisi. Ma quando nasce questa città di Dedarros? Scelso che sa parte più antica è questa che doiesti in pizzu de su monte che dinanta su murro manno.
Difatti, alcuni archeologi hanno agattato i resti dei barraccas d'età di Nuragesa e un muro ciclopico fatto con perdas de basalto squadraras. In città di Suverro, però, la città comincia a si spostare più accanto a Summari. Nasce dunque un emporio, un mercato, poi scambiare i merci che i sardus de noi scambiando a mancare con i popoli agumenti fenizios. Però cominciò a avere uno schema di urbanizzatura a partire dal V secolo a.C. de Cristo. Funti i domus prus antigas. In questo tempo va in pure un tempio, su tempio che oggi agattato in su centro della città, che dinanta dei semicolonnas doricas. Ma sa fortuna de Darros da Bieus sicuramente in età romana, poi in Parisi a Carales, a Sulchi, a Nora, a Bitti, a Turis Libisonis, fiera una dei città più importanti di tutta la Sardegna. In questo tempo che va in una maniatura della città, che va in acquedotto, che partiri a 10 km di distanza, fa in su Castello Macque, che è questa struttura quadrata di onde partire a Sacqua, che andare poi in esatradomus della città. Fiera adottato pure un sistema di fognatura con le strade, le arrugas che vi andasse interno, come in su Gardu e su Decumano. Però come in merabortas, i attacchi dei arabos costringono le popolazioni della Sardegna a si spostare dalla costa in sa parte più interna. Viene ancora la città di Bivia in sotto del secolo a.C., dove è pure la fase paleocristiana con su fonti ottagonali, ma a Goa di uno scanto di anni vunti costretti a si spostare in sa parte più interna e a fondare la città di Aristanisi. Poi, dopo la città spagnola, la città è abbandonata. Però a partire dal 1700 archeologi, tombarolos cominciano a scavare la città. Punti famosi gli scavi abusivi di Lord Vernon o di Honoré de Balzac. Difatti si sprendas più bellas che indieniti sa necropoli meridionali della città vunti oggi esponidas in su British Museum di Londra. In su centro della città di Aristanisi, in piazza di Roma, dove cusa esti Sadurri, Mellus, Allogada, ed tutta la città dinanzi a Sadurri de Mariano II. Ed uscioso poi in pizzus de Senna principali, dove esti un'iscrizione datata su 1290. Che menziona proprio Mariano II. Un altro nome che tiene di Sadurri è questo di Santo Cristoforo, poiché in età spagnola dove vi era un retablo che rappresentava questo santo. Ma il suo nome più antico è la Porta dei Ponti, poiché di noi s'ha cappiata con su ponti che passara in Sarrio del Sudirsu. Dogna Merì, a Siscurio, di Galanta a Saracinesca, poi di Serrai sa città. Questa torre viene accappiata a uno scanto di murs che accorranta tutta la città, poi da difendere dei attacchi, prima di tutto dei spagnoli prima, ma pure dei arabus. La torre è alta 19 metri
Esti dividia in tre parti. Sa prima parte tenere isperdas, bugnatas, quindi eniti sicuramente dessa città di Darros, tenesu poi sa parte mesana e in pizzusu dove esti sa parte più pittica, più strinta, con turris merladas e entrus dove esti una campana de bronzo datata a su 1430. Con prusu de 30.000 vividores, Aristanis est sa città di Brumanna de sa Sardigna centro-occidentali. Est una città che oggi tiene un'economia florida e che è stata importante mera in su Mesuevo. E nasce prusomanco in su 1100, quando anti abbandonò a bello sa città di Darros, che era sempre attaccata dei Morosu e si funti trasferius in sa parte prus interna. Mera d'esifizius che teneus in sa città funti stetus uvatus con perdas che indieniti dessa città di Darros. E sta parlando pensai su diciu da Darros di bettiti sa verda a Carros. Ma la cosa più importante è che Aristanisi è stata sa capitale del Suggiuigau di Arborea. Suggiuigau più lungo, dedotto sa Sardegna mesuevali. Nasce in su XIX secolo a.C. e spacciau in su XV secolo a.C. I personaggi più importanti sono stati su Mariano IV, che ha cominciato a fare sa carta de loco. A pure sa villa. Eleonora de Arbarei, che ha seguito a fare questa carta e che oggi è riconosciuta come esponenti più importanti della famiglia dei Arbaresi. In sa piazza principale vi è di fatti ancora la statua di Eleonora, una statua che è antiposto in su 1800. Ma oggi la città di Aristanisi è connota proschidotto po' sa Sartiglia. Una gara fatta con i squadus in su periodo de su Garrajali, in Friaggio. Dinanta una gara equestre d'età spagnola, ma probabilmente s'origini esti più antica. Esti una gara possa fertilità, onde i scaballerisi gurrinti con uno stocco. Difatti sono nomini Sartiglia, di Enneri e su latino Sortiglia, che è proprio questa lancia che un peranta, onde vi gai su centro sa stella. Esti una corsa per sa fertilità, difatti pro stella sa viganta, pro su sannara agraria a ressi fertili. A Saccabo, dedotto sa corsa, passerà su componitori con una bambuledda che dinanta sa vippia de Maio e benediciri tutto su pubblico. Sa Gresia de Santa Clara, in parisi con su Guventu dei Mongiasa, è stata fondata in anno 1343 e è stata fatta de formas goticas po' volontadi de su giugi per duderzu de Bas Serra. E su giugi vi era dessa famiglia de Sarbarei, difattisi in pizzus de Senna ancora por subire su simbolo dei Sarbareisi con Sammatta e i Sarrecinisi.
A intrusu due punti ancora pinturas de Sudregentu. Difattisi, sa prus importante è cussa chi rappresentara su giuigi Mariano IV chi portare in coa su villu Ugoni Terzu ponendiddu asutta de sa protezione de Santa Grara. Sempre a intrusu doi esti una lapidi del su 1348 che arregora s'interru de Costanzia de Saluzzo, Samulleri de Vertuderzu de Bas Serra. Forse si Santa Clara da pore subire come sa cappella palatina dei Sarbaresi. Difatti si doesti un documento datato su 1356 a onde su Papa Innocenzo VI permettere a Timbora de Roccabertì, Samulleri de Mariano IV de Arbarei, de intrai po 7 bortas a Sanno in su Guventu con isfillas Beatrici e Leonora. Benendi de Casteddu e primo de entrare in sa città di Aristanisi agattaus una vita che dinanzi a Santa Giusta. Santa Giusta attento pomerasannus un'economia accappiata a sustaini. Difattisi Ingunisi, Viscanta, Salissa, Sanguida con un'imbarcazione tipica del luogo che dinanzi su Vassoni. Su Vassoni diventa una matta che cresceva proprio in sustaini de Santa Giusta. Dunque, inizialmente con una vertia da spostante di Aici e negli anni 40 del Novecento hanno cominciato pure a operare il remus. Agora antismitio di Dumperai e oggi ogni anno si sta di fare sa regata che deve ancora a regolare sempre insomma di queste imbarcazioni importanti per l'economia della zona. Ma Santa Giusta è importante prima di tutto per tenere sa gresia più importante e più bella di tutta la provincia di Aristanisi. Siamo questionando del Saseo di Santa Giusta. Saseo è stata fatta pari in su 1114 da maestros della zona in parisi con maestros toscanus che hanno lavorato già alla costruzione del Saseo di Pisa. Esti dunque in forma a romanicas, ma è una romanico inghizzali. E mancai attento uno scanto de modificas fattas in tutto il corso del suo Medioevo o comunque sa gara a barra gusta originali. La maggioria delle sperdas che hanno imparao e a god esabiri puro all'interno funti sperdas dell'antica città di Otoca. Otoca in parisi con Tarros e con Neapolis fiara una delle città più importanti in epoca punica e romana dedotto sa costera centro-occidentali dell'isola. Sa maestosità dessa gresia da bieus puru a intrusu. Esti longa 28 metrus e lada 14 metrus. Esti trinavada, teneri sa navada centrali, che esti sa più longa poitta teneri s'absidi, e cussa lateralisi. Sa grobettura de sa navada centrali esti dell'in. Invece cussa de i navadas lateralisi esti de muru, de verda, con voltas a crociera.
punti navadas vunti compartias con colunnas de marmo e de granito. Punti tutto differenti e sicuramente punti stettias torradas omperai de s'antiga città di Deotoca. Pure is capitellus, che biesu in pizzus, punti de formas differenti, doi essi cussu corinziu, cussu ionico e cussus de tipu mistu. Ma la cosa più interessante sicuramente è su primo luogo de culto che abbiu sa Grecia da cattasu proprio in basciu a onde doiessi sa cripta. A suta de s'Artarimannu doiesti una scala che si permette di calare a basciu e può bere sa parte più antica de sa Grecia. Forse si doveva un edificio paleocristiano, poi tanti agattau, Pluteus, chivunti de s'arte bizantina. Ma poi altri studiosi in oggi doveva pure un tempio dedicato alle divinità di Demetra e Core. Sicuramente antitorrà un perai in ogiburu, colunnas de marmo, arbu e nieddu e de granitu de sa città di Deotoca, eppure is capitellus corinzius che indieniti forse de un tempio prus antico. Su culto de Santa Giusta è un culto che arriverà in Sardegna forse già in su de V secolo a.C. E proprio noi in basciu dove esti sartari con s'absidi plus antigu che allogata is ossus de is santas martiris Giusta, Giustina e Nedina. Sa leggenda narrara che Giusta fiera una femmina che viviera in sa città di Deoctaten, s'antica Otoca, e che via convertia a suo cattolicesimo a sedati de 2 anni. Ma sa mamma, ferventi pagana, diara impresonara in domu e dia torturata. Ma in questa prigionia vunti accadessi uno scanto de miracolo, che anti convinciu sa mamma da liberare. Agora uno scanto de mesi Giusta esti morta. E proprio agora de sa morte sua, atras 2 femminas, Giustina e Nedina, si vianta convertias a su culto del suo cattolicesimo. E duncas, i santas veneradas entro su de questa Grecia, non esti scetti una, ma punti 3. In sa puntata generi, eus andai in sa regioni de su Guilcer e de su Barigadu, in su centro de sa Sardegna. Eus a comenzai de su sartu de Paulle, a ricumeda de testimongius de s'edad nuragesa. In Gunisi, eus a fai visita a su nuragi Lugherras, uno des prus mannus e mellus allogaus de dottu s'isula. Sgavau già s'ingizio de su 1900 de s'archeologu Antoni Taremelli, è stato uno dei primi a essere obiettivo a sa luce de maniera scientifica. Dengunisi, eus andai a veri, in suo comune de Bilarzi, sa biddicedda de Zuri e sa gresia romanica de Santo Verdo, sciusciata e torrata a fai a s'ingizio de su 1900, in un luogo brusarto, poi noi si accarragiata de s'acqua de su lago Modeo. Poca bai, si osamo sta in sa propria zona sa diga de Somodeo, sa romana d'Europa, in su territorio dello Attirso e su chiavarra de sa domu de su dirigitori. Po questa puntata è tutto. Si salurausu, si torrausu grazias e si cumbirausu a si seguiri in sa prossima puntata.
Questa attività è stata realizzata con s'aggiuto della Regione Sarda, in prentas 2020-2021, lei è regionale 22, del su 2018, articolo 22.